Siamo con il neo sindaco Buongiorno a Racalmuto. Allora sindaco, alla fine ce l'abbiamo fatta, per una manciata di voti ha avuto la meglio. Sì, in effetti io ringrazio ovviamente tutti gli elettori, sia quelli che ci hanno votato che quelli che non ci hanno votato, perché è stata una campagna elettorale molto tirata, ma noi abbiamo cercato di privilegiare ovviamente i problemi della città, cercando di parlare meno di polemiche, di scontri, anche perché sono convinto che la nostra comunità ha bisogno di coesione sociale, ha bisogno di pacificazione, ha bisogno di un confronto molto aperto, perché i problemi sono tanti e bisogna mettersi a lavorare tutti quanti per cercare di dare risposte alle tante esigenze della collettività. Sindaco, sicuramente i comuni sono stati lasciati un po' a se stessi, abbandonati, sono diventati l'ultima trincea. Ecco, questo non la preoccupa a governare 5 anni, anche perché il comune mi risulta che le condizioni economiche e finanziarie non sono delle migliori. E in effetti è proprio così, e devo dire più che la gioia per la vittoria, ahimè, è prevalsa la preoccupazione per quello che ci aspetta. Perché in effetti le difficoltà sono tante, a cominciare giustamente, come è stato detto, dalle difficoltà finanziarie, perché è una situazione difficile non soltanto quella del nostro comune, ma di tanti altri comuni. E in effetti è vero, anche il front office ormai con la popolazione è diventato il comune, perché gli altri livelli istituzionali sono un po' più lontani dalla gente, e quindi la gente attende risposte e vuole le risposte dal primo livello di contatto, che ormai è il comune, che ormai è il sindaco. Noi cercheremo di fare la nostra parte, siamo aperti al sentire tutte le problematiche, le esigenze della popolazione, cercheremo di fare del nostro meglio, ma ci aspettiamo molto anche da una collaborazione istituzionale con il Libero Consorzio d'Agrigento, con la Regione soprattutto, e anche con lo Stato, e perché no anche con l'istituzione di Bruxelles, perché riteniamo che ci sia la possibilità anche di drenare finanziamenti europei. Speriamo bene. Sindaco, voi siete nel paese della ragione, nel paese di Sciascia, un'eredità importante culturalmente. Ecco, questo cosa rappresenta per lei? Ma diciamo che è un privilegio, onestamente, essere cittadini di Racalmuto, che ha dato i natali a Leonardo Sciascia, ma anche a tante altre personalità importanti, pittori, medici, scienziati, e anche, perché no, i tanti giornalisti molto qualificati che ancora oggi esercitano la professione a vari livelli nazionali e regionali. Certamente da un certo punto di vista è un privilegio, però è anche una responsabilità, perché noi dobbiamo far sì che la Fondazione Leonardo Sciascia, che così generosamente è stata costituita dallo scrittore, diventi veramente un faro di cultura, di attrazione, insieme a tutte le altre bellezze del nostro paese, monumenti, il teatro comunale, il castello chiaramontano, le fontane straordinarie, quelle del Nove Cannoli, del Raffo. Noi abbiamo una serie di attrazioni notevoli che cercheremo di valorizzare al massimo attraverso un progetto turistico-culturale che possa diventare un faro nel panorama regionale e nazionale, sia per la cultura, ma perché no anche per il turismo. Dal PNRR, dai fondi, ecco, vi aspettate qualcosa? C'è qualcosa in cantiere? Non so. Assolutamente sì, proprio oggi faremo il passaggio alle consegne con il sindaco precedente, vedremo i progetti che sono in essere, ma certamente noi abbiamo in mente, l'abbiamo detto anche in campagna elettorale, 2 grossi progetti che probabilmente cercheremo di far finanziare, se siamo ancora in tempo, con il PNRR, ed è una circonvallazione, perché noi abbiamo purtroppo la miniera dell'Italcali e i tir, i mezzi pesanti attraversano il centro urbano, e non va bene per il pericolo della circolazione, non va bene per le strade che possono essere certamente dissestate, non va bene perché in alcune zone si creano degli imbuti e la circolazione ne soffre. Un altro problema è quello di un invaso a valle delle nostre migliori fontane, perché con la grande crisi idrica che c'è, noi ci auguriamo che ci sia la possibilità di finanziare un invaso
a valle di queste fontane, specialmente quella del Raffo e della fontana Nove Cannoli, che con una pompa di sollevamento poi possa essere portata al partitore se ci sono le condizioni per utilizzare quell'acqua per usi civili, o altrimenti in alternativa per l'agricoltura. State soffrendo il problema idrico della siccità a Racalmuto? Purtroppo sì, come tutte le zone, infatti noi avremo un incontro a breve anche con AICA per fare il punto sulla situazione, perché in alcune zone del paese in particolare abbiamo anche turni di erogazione molto lunghi e la città soffre, e purtroppo le bollette però continuano ad arrivare puntualmente. Sindaco, l'ultima domanda la rivolgo ai giovani, ai tanti giovani che purtroppo vanno via in cerca di lavoro. In questo senso cosa cercherà di fare lei? Ma diciamolo francamente, lo spopolamento è purtroppo un problema generalizzato che riguarda tutti i piccoli comuni in particolare, e di giovani giustamente che si laureano in specializzazioni molto importanti, è inutile nascondercelo, difficilmente possono trovare occupazione qui in loco. Però quello che è importante noi invece possiamo fare, che frattanto dobbiamo cercare di organizzare, come dicevo prima, un grande progetto turistico-culturale per delle attività importanti, ricettive, che possono creare occasioni di lavoro, ma anche l'attività enogastronomica. A Racalmuto si vive bene, si mangia bene, e quindi può essere un'altra valvola di sfogo, così come, perché no, la rivitalizzazione del centro storico. Noi abbiamo dei progetti importanti, in particolare con un'associazione, Vivi Racalmuto, che è stata accreditata al Ministero degli Esteri, e abbiamo i contatti con i nostri fratelli emigrati in Europa, ma anche in America, in particolare in Canada.